Dunque, la lingua corsa per me sono le meccaniche. Quando è che avete imparato a parlare corso? La lingua corsa l'ho imparata in casa, con mia nonna, con mio babbo, che non era mica corso, era irlandese, e aveva voluto imparare il corso per adattarsi alla gente che vive il paese. E dunque ho imparato anche il corso così. A Cittadina, sono sempre stato in paese, ho sempre campato con i vecchi, stando assente ai vecchi e cercare di pigliare ciò che mi potevano portare, soprattutto in lingua corsa. Quando la dublate a lingua corsa? Il più sovente possibile e come ci dico sempre, perché parlo con i miei compagni di stesso lavoro, parliamo in corso e anche le riunioni certe volte in Camera di Cultura altro, si pensa in corso e si risponde in francese, ma cerchiamo sempre di adoperare il più possibile la lingua corsa. Io non lavoro, tutto si fa in corso, il calcio è corso, il radio veloce è corso, tutti gli stanzi, noi ci pigliamo, che siamo gittori, che siamo vironi paolate, che siamo portaghene, tutto è in corso, e il colore di Agabra è in corso, tutto si resta in corso. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa è ciò che si è passato innanzi, tutta la mia gioventù, tutto ciò che ho vissuto in paese e soprattutto per me è la bene, e i miei figlioli, e tutto, e cercare di adoperare il più possibile questa lingua che la sia una lingua viva. Come dite la bene di la lingua corsa? Non so mica troppo, vuol dire soprattutto che impariamo a scuola e non lo parliamo mica dopo. Allora avrei essere il contrario, giustamente imparando lo avremmo parlato di più e più o meno i giovani lo parlano. C'è stato l'anno 80, tutto il mondo si era messo a parlare il corso e ora malaureusamente voltiamo da dietro.